spiegazione, possiamo andare avanti così? Esatto, va bene, allora procediamo così. Allora, intanto che si accende, buonasera a tutte e a tutti, grazie per questo graditissimo invito. Per noi è un piacere e ci sentiamo, visto che abbiamo questa responsabilità come Istituto Nazionale di Fisica Nucleare di questo progetto, per noi è anche un dovere venire qui e condividerlo con tutti voi, perché riteniamo che questo sia un progetto che facciamo tutti insieme in qualche modo. Quindi siamo onorati di essere qui, grazie veramente per l'invito e grazie per questo bellissimo posto dove ci avete portato. Noi poi risponderemo alle domande che ci sono state fatte, sono molte, sono anche difficili e noi non siamo necessariamente esperti in tutti questi campi, però siamo abbastanza tranquilli, delle risposte, tipo gli esperti, le stesse domande noi le abbiamo fatte agli esperti, e gli esperti ci hanno tranquillizzato, quindi ve le riportiamo in qualche modo. Quindi stasera noi con Andrea ci siamo divisi una presentazione che racconta un po' il perché dell'Einstein Telescope, che cos'è Einstein Telescope, a cosa serve, vi vogliamo anche coinvolgere sulla parte alla Piero Angela, ecco, in qualche modo cerchiamo di condividere con voi queste cose un po' strane forse dell'universo primordiale, di come si può cercare di capirlo meglio, però sono cose che poi alla fine ci riguardano e non sono poi tutte così difficili da capire a un certo livello, quindi ci piace condividere con voi la nostra curiosità che ci porta poi a lanciarci in qualche modo in questi progetti che sono in qualche modo un po' fantascientifici, ma nel nostro campo la ricerca di cose che non conosciamo è importante e quindi lo condividiamo con voi. Quindi vi racconteremo di Einstein Telescope, vi racconteremo come siamo finiti in Sardegna. Vabbè, noi c'eravamo già con Andrea, però anche forse vi racconteremo anche come mai io e Andrea siamo stati poi coinvolti in queste cose, ma come la Sardegna è stata scelta, perché è sicuramente uno dei posti migliori al mondo dove si può realizzare un'infrastruttura di questo tipo e ce l'abbiamo sotto casa. E poi perché l'Italia poi si prende a carico questa iniziativa, perché in realtà noi siamo tra gli scienziati più esperti al mondo di onde gravitazionali, non noi io e Andrea, ma la comunità italiana ha una storia delle onde gravitazionali che risale abbastanza indietro nel tempo, anche questo vi racconteremo. Allora, cerco di mettermi dalla parte così vedo anch'io quello che vi sto mostrando. Questo video, introduttivo che lascio girare come sottofondo è riguarda, descrive in modo grafico la collisione di questi due oggetti neri che vedete, sono due buchi neri, in questo caso particolare uno è grande e uno piccolo, girano velocemente uno intorno all'altro e durante questa rotazione emettono queste cose colorate che sono queste onde gravitazionali. Adesso poi dopo entro meglio nel racconto. Ma praticamente questi due buchi neri si avvicinano, poi la loro orbita diventa sempre più stretta perché queste onde gravitazionali portano via l'energia di questo sistema e questi cadono lentamente uno sull'altro fino a collidere uno con l'altro e a creare un nuovo buco nero più grosso di quei due di prima, ma insieme un pochino più leggero. Questo perché un po' di quella massa di questi buchi neri è stata trasportata nelle onde gravitazionali, ha generato queste onde gravitazionali che poi noi siamo riusciti a vedere. Quindi andiamo con questo a che punto siamo col progetto ET incontra il territorio, e quindi con queste slide cerco di mostrarvi queste cose in modo un pochino più coerente. Appunto, io sono Alessandro Cardini, il direttore della sezione INFN di Cagliari, ma come dico io, della sezione INFN sarda
perché noi siamo l'INFN in Sardegna. E inizia tutto così, tanto tempo fa in una galassia lontana lontana, diciamo, io sono un appassionato di film di fantascienza, questa è Star Wars degli anni 70, e inizia così, perché è vero, perché tanto tempo fa in una galassia lontana lontana appunto c'erano questi due buchi neri che si sono avvicinati nei miliardi di anni, uno vicino all'altro, questa è una ricostruzione ovviamente, e poi sono andati a sbattere uno con l'altro, generando appunto queste onde gravitazionali che poi sono state viste finalmente nel 2015, di cui vi faccio vedere dopo. Allora, buchi neri, gravità, e questi sono un po' di attori, diciamo, di personaggi che voi conoscete, che hanno studiato in qualche modo la forza di gravità. Scusate le spalle da questa parte, ma in qualche modo vi devo mettere. Questo è Galileo Galilei. Galileo Galilei buttava giù le cose dalla torre di Pisa, pare che non sia vero, in realtà questo dicono che sia più un esperimento concettuale, in cui buttava una cosa di un tipo, una cosa di un altro, per vedere come cadevano giù. E però diciamo, ha fatto degli esperimenti veramente per capire un po' meglio come funzionasse questa forza di gravità. Quest'altro è Sir Isaac Newton. Allora Newton ha cercato di creare il contesto matematico, diciamo, per cercare di spiegare matematicamente con delle formule che potessero poi spiegarci dei fenomeni fisici con accuratezza, e quindi lui ha creato quella che si chiama la meccanica classica, quella che noi studiamo a fisica per esempio al primo anno, in cui, insomma, con la quale poi siamo in grado di capire come gira la Terra intorno al Sole, la rotazione dei pianeti e queste cose. Ma molte cose con la meccanica classica di Newton non si capiscono, e quindi poi entra, diciamo, sul palcoscenico quest'altro personaggio che tutti conoscete, Albert Einstein, che rivoluziona un po' il modo di vedere l'universo, diciamo, di Newton, in cui sostanzialmente diceva c'è il Sole, c'è la Terra, il Sole è pesante, attira gli altri pianeti intorno, la Terra, diciamo, sente questa forza di attrazione, quindi ci sono queste forze che dipendono dalla massa, dipendono dalla distanza, cioè più uno più lontano dall'altro, più questa forza è debole. E questo, semplicemente questa semplice formula che non vi racconto, ma che dipende da questi parametri, permette poi di descrivere la rotazione, per esempio, della Terra intorno al Sole. Albert Einstein rivoluziona questo modo di vedere e dice che non esiste una vera forza, ma gli oggetti celesti come il Sole e la Terra che sono immersi in questo spazio-tempo, che è lo spazio che ci circonda, ma lui chiama spazio-tempo per una questione, diciamo, tecnica, perché il tempo lo include come se fosse un altro pezzo di spazio in qualche modo. Questi corpi celesti, deformando lo spazio-tempo, in questo modo permettono, per esempio, alla Terra, che se ne sta andando tranquilla per la sua strada, di girare perché trova uno spazio curvo, come se fosse una curva parabolica. Adesso questa è una rappresentazione, diciamo, in un piano. Ovviamente tutto questo avviene in 3 dimensioni, quindi non riusciamo a immaginarcelo. Però qui, per far girare la Terra intorno al Sole che deforma questo piano, non c'è bisogno che ci sia una forza, basta semplicemente la curvatura dello spazio. Poi, diciamo, quindi questo è il nuovo punto di vista di Albert Einstein, dove elimina il concetto di forze ma introduce la curvatura dello spazio-tempo, ma alla fine si ottengono le stesse cose. Quindi con lo studio della gravità alla Albert Einstein in realtà uno descrive gli stessi fenomeni che descriveva Newton con la stessa precisione, ma con qualcosa in più in realtà, e qui veniamo al concetto di onde gravitazionali. Perché se questo spazio-tempo è curvo, quindi diciamo si deforma col passaggio di questi corpi celesti pesanti, beh, allora questo spazio-tempo è elastico, e allora se è elastico, forse come una superficie dell'acqua o un telo tirato, quando qualcosa lo perturba, questa perturbazione si può propagare nello spazio-tempo. E queste sono le onde gravitazionali che Albert Einstein ha previsto nel 1916, l'anno dopo aver introdotto la teoria della relatività generale, che descriveva quello che avete visto prima, cioè lo spazio deformato e così via. E quindi queste onde gravitazionali, appunto, dovute all'elasticità dello spazio-tempo, si propagano
se sono generate da qualche parte, si propagano in tutte le direzioni come un'onda proprio sonora in qualche modo, però molto più velocemente, perché queste onde viaggiano alla velocità della luce e sono generate da qualsiasi cosa, ma in particolare da collisioni, per esempio, di buchi neri, quindi da eventi cosmologici importanti. E quindi Albert Einstein si era anche messo a fare un po' due conti, diciamo, come possiamo osservarle, quanto sono intense, eccetera, eccetera. E qui nasce un pochino l'interesse degli scienziati di oggi, ma anche di ieri. Qui vedete Edoardo Amaldi, 1970, avvia la costruzione di un primo strumento per cercare di sentire queste onde gravitazionali previste da Albert Einstein nel 1916. Questi sono gli apparati che erano stati costruiti e fino al 2016 ci saranno, queste venivano chiamate antenne, in realtà erano come se fossero dei diapason, delle campane che stavano lì completamente isolate, ma nell'eventualità, diciamo, di arrivo di un'onda gravitazionale, queste si sarebbero messe naturalmente in movimento da sole in qualche modo e avrebbero suonato al loro suono caratteristico, come una campana che non viene toccata ma viene messa in movimento perché lo spazio che dove è contenuta si mette in movimento e la campana inizia a suonare. Allora, quindi questo nasce dagli anni 70. Vengono costruite queste antenne, ce ne sono 3, 2 in Italia, una al CERN di Ginevra, sono antenne complicate da far funzionare. Queste antenne non vedranno mai niente, ma comunque tutto questo è un grande successo perché permette alla comunità italiana, soprattutto italiana, perché Edoardo Amaldi e gli altri lavoravano in Italia, permette alla comunità italiana di crescere in questo campo e anche di sviluppare nuove tecniche, di capire un pochino che cosa si poteva cercare, che cosa si sarebbe potuto trovare. Quindi la comunità scientifica italiana che studia le onde gravitazionali parte dal 1970 e poi a un certo punto, dopo aver esplorato questa strada, cioè queste antenne risonanti e aver visto che non si vedeva niente, viene fuori una nuova idea che si chiamano gli interferometri laser. Allora, perché è necessario fare un salto di qualità in più? Perché il segnale generato, per esempio, da 2 buchi neri grossi un pochino più grossi ognuno come il nostro Sole, che sono a 20 km di distanza uno dall'altro e girano velocissimamente uno intorno all'altro e sono posti a 50 milioni di anni luce dal nostro pianeta, diciamo, se io vado a misurare con uno strumento particolarmente sensibile, quindi un interferometro laser, e misuro 10 km, una distanza con precisione di 10 km, l'effetto di questa rotazione, quindi l'effetto dell'onda gravitazionale generata da questi corpi celesti che arriva sulla Terra, quindi dopo 50 milioni di anni luce di viaggio, praticamente questi 10 km variano di 10 miliardesimo di metro, quindi una quantità completamente trascurabile. E questo, diciamo, Einstein se l'era fatto questo conto, perché lui aveva sviluppato la teoria, fare il conto era facilissimo, e Einstein realizza nel 1916, dice, va bene, sì, queste ci saranno, ma non le vedremo mai, tranne casi eccezionalissimi di buchi neri dietro casa, e quindi, diciamo, vabbè, pace, diciamo, mi sembrava una bella idea, però, diciamo, nessuno la vedrà mai. E invece, in realtà, nel 2015 sono state viste perché a un certo punto si è capito che questo interferometro laser, che è un metro molto molto preciso, si è capito che questa era la tecnica giusta per cercare di vedere queste onde gravitazionali. Allora, come funziona un interferometro, diciamo, laser? È un oggetto in cui c'è un laser, che è una sorgente di luce, la luce viene mandata contro questo specchio semitrasparente e, diciamo, si divide su 2 percorsi. Quindi in questo percorso va avanti, c'è uno specchio e la luce torna indietro, e lo stesso succede sull'altro percorso. Okay? I due segnali, le 2 luci, le 2 onde vengono ricombinate con questo specchio e poi viste, diciamo, da quello che si chiama un rivelatore. Allora, voi sapete che la luce è fatta di onde, si chiamano onde elettromagnetiche. Allora, queste onde
se si sovrappongono, come si dice, in controfase, cioè in qualche modo se una annulla l'altra, praticamente uno poi non vede niente. E questa è la maniera con cui viene tarato l'interferometro, cioè lo si mette, si regolano le distanze, questi chilometri di braccio da una parte, chilometri di braccio dall'altra, si regolano accuratamente in modo che all'uscita dell'interferometro, cioè su questo rivelatore, le onde si sovrappongano una al contrario dell'altra, quindi una mangia l'altra e non si vede nessuna luce. Questo viene fatto, diciamo, normalmente nei laboratori di fisica dagli studenti ai quali mostriamo queste cose. Ma se arriva un'onda gravitazionale che deforma leggermente queste distanze, quindi lo spazio in cui questo interferometro laser è contenuto, non c'è più questa precisissima condizione di annullamento e quindi qui si vede un pochino di luce. Quindi questo è il trucchetto semplice che spero che, diciamo, sia passato in qualche modo il concetto. Quindi questo, quando si sono accorti che l'interferometro era la strada giusta, si è studiato come realizzare delle grosse infrastrutture che avessero come principio di funzionamento l'interferometro laser. Questa è quella che abbiamo in Italia, vicino a Pisa, a Cascina, si chiama Virgo e è parte della rete di interferometri che esistono al mondo. Ce ne sono 2 negli Stati Uniti che si chiamano LIGO e ce n'è uno in Giappone che sta cominciando a funzionare. Questo è sotterraneo, diciamo, ha delle caratteristiche molto simili a quelle che vogliamo che abbia ET. E quindi c'è questa comunità costituita appunto da Virgo, LIGO e quello giapponese che si chiama Kagra, che insieme stanno osservando le onde gravitazionali che vengono dalle collisioni di buchi neri che avvengono molto lontano. Qualche immagine che mi piace mostrare, perché alla fine uno dice, vabbè, l'interferometro laser sono 2 specchi e un vetrino semitrasparente, ma in realtà questi specchi sono roba molto grossa, oggetti che pesano 40 kg. Qui sembra che siano trasparenti, ma in realtà la luce è una luce infrarossa e questi sono riflettenti all'infrarosso, ma sono trasparenti, diciamo, quando li guardiamo con la luce normale. Questo è uno specchio semitrasparente che viene in fase di caratterizzazione. Ci sono dei sistemi complicati per sostenere questi specchi, scienziati al lavoro che vedete qua, tutti bardati perché con tutta questa luce laser che arriva un piccolo pulviscolo darebbe fastidio, creerebbe un segnale non voluto e quindi si deve lavorare in un ambiente estremamente pulito. Ci sono delle sorgenti laser complicate per la loro potenza e la loro stabilità. E poi una cosa estremamente importante, questo ve la dico perché poi, diciamo, ci ritorniamo dopo, esistono tutti gli specchi, tutto lo strumento è sostenuto da questi oggetti che si chiamano superattenuatori. Allora, qual è il problema? Il problema è che a livello che vi dicevo prima, 10 miliardesimi di miliardesimo di metro, vibra tutto, ma vibra tutto molto di più, anche in un terreno molto stabile, si muove naturalmente perché ci siamo noi, perché c'è il microsisma naturale, perché c'è stato un terremoto da qualche parte lontano, ci sono le onde del mare, c'è il vento che fa muovere gli alberi, che fanno vibrare il terreno, quindi ci sono molti motivi che fanno vibrare il terreno. Quindi se io appoggio uno strumento estremamente sensibile per terra, così semplicemente, quello che vedo sono tutti questi effetti, che però sono degli effetti che tendono a nascondere il segnale piccolissimo che io sto cercando. Allora, diciamo, c'è stato un grandissimo studio, questo me lo ricordo perché io facevo la tesi di laurea a Pisa in un altro campo, a fine degli anni '80, e c'erano colleghi del mio anno che si sono messi a lavorare con il professor Adalberto Giazzotto, che è uno dei padri poi fondatori di Virgo. Si mettevano a lavorare per studiare come si poteva realizzare un sistema di sospensione per le ottiche che facesse sì che, appoggiando la sospensione per terra e l'ottica alla sospensione, questa ottica, cioè gli specchi e le lenti, si muovessero 1 miliardesimo di volte meno di quanto si stesse muovendo la base del superattenuatore appoggiata sul terreno. Quindi sono degli oggetti estremamente smorzanti che alla fine permettono all'oggetto praticamente di galleggiare quasi completamente isolato dal terreno. Dico quasi perché in realtà è appoggiato sul terreno, però in modo sufficiente. E con questo oggetto con il quale abbiamo realizzato Virgo, e sono stati realizzati anche i LIGO, è stato visto questo primo segnale. Allora, questo è, diciamo, un piccolo video
diciamo, in cui si vede questo è un segnale come se fosse è un suono. Allora, diciamo, ci sarebbe anche l'audio di questa cosa, ma sostanzialmente questa cosa qui fa quindi è un suono che inizia più grave e un pochino più basso come volume, e poi fa e poi finisce. Il whip è qui e poi c'è silenzio. Allora, questo whip a cosa è dovuto? È che ci sono i buchi neri che stanno girando sempre più velocemente uno intorno all'altro e quindi fanno poi collidono, non c'è più niente che genera il suono e finisce il suono. Questo suono appunto si è visto che ottenere casualmente un segnale di questo tipo in due esperimenti distanti l'uno dall'altro 4.000 km simultaneamente non può essere un caso. Questa cosa è stata quindi è stato il primo segnale che nel 2015 diciamo, è stato visto che non poteva essere altro che la collisione di due corpi celesti, buchi neri, poi si è realizzato, che diciamo, erano andati a sbattere uno sull'altro dopo aver ruotato per miliardi di anni uno intorno all'altro, ma noi abbiamo visto solamente l'ultima frazione di secondo di questa avventura. Quindi tanto tempo fa, in una galassia lontana lontana, due buchi neri si scontravano e noi per caso, cioè eravamo evoluti, siamo scesi dagli alberi, abbiamo costruito gli interferometri e per caso li abbiamo accesi e in quel momento è arrivato questo segnale. Diciamo, è buffo raccontarlo in questo modo, ma è un po' quello che è successo. Ma in realtà ne sono stati visti molti altri dopo. Questi sono tutti i whip, diciamo, che sono stati visti negli anni 2015, 2016, 2017. Ce n'è stato uno molto particolare, questo qui, che non è stato un whip rapido, ma è stato un che è durato una trentina di secondi, e questa cosa qua era un po' diverso dagli altri e diciamo, si è scoperto che mentre questo suono saliva in tono nel tempo, quando diciamo, il suono è finito e quindi c'è stata questa collisione, in realtà sono stati visti dei segnali, per esempio, diciamo, non solo, anche con dei telescopi che hanno guardato il cielo e hanno visto qualcosa che prima non c'era e poi si stava lentamente spegnendo. Quindi era successo qualcosa che però, oltre alle onde gravitazionali, ha generato anche qualcosa di visibile con i telescopi ottici, ma anche, diciamo, è stato visto un segnale anche da satelliti che vedono raggi gamma, che sono un'altra forma di radiazione che può essere vista quando studiamo, diciamo, l'universo. Quindi questo è stato un evento che poi diciamo, si è capito che non era generato da questi due buchi neri. I buchi neri sono, diciamo, delle stelle che sono dopo un'esplosione sono implose su se stesse e sono diventate talmente piccole che la forza di gravità è così grande che attira la stessa luce. Quindi la luce, non c'è più luce che esce da quella roba, perché la gravità è talmente grande che la luce che cerca di uscire viene riattirata dentro. Questo, diciamo, mi sgridano sempre perché dico, do per scontato che i buchi neri tutti sappiate che cosa sono. E in realtà non sono un concetto abbastanza semplice. La gravità è talmente grande che, appunto, secondo Einstein, perché per attirare la luce serve la gravità di Einstein, quindi questa gravità è talmente forte che impedisce alla luce di uscire. Questo è il motivo per cui si chiamano buchi neri. In questo caso è venuta fuori della luce, perché è stata vista qui, lo vedete questa luce che sta pian piano diminuendo, quindi c'è stato un flash di luce che non è stato visto nascere perché ci sono stati solo pochi secondi, poche decine di secondi di preavviso, quindi non c'è stato il tempo di puntare dei telescopi in una direzione che non si è riusciti ancora a capire subito, in tempo reale, da dove sarebbe venuto, ma dopo è stato possibile, a posteriori, dopo qualche giorno, dopo qualche ora, fare un puntamento e trovare poi, diciamo, nelle immagini ottenute dal telescopio, questo puntino in realtà che si stava spegnendo.
Quindi questo qui è stato visto che è stato provocato dalla collisione di due stelle che non sono ancora diventate buchi neri, ma che si chiamano stelle di neutroni. Sono delle stelle molto molto compatte, ma non così compatte da attirare la luce che esse stesse producono. E quindi nella collisione qualcosa è venuto fuori oltre alle onde gravitazionali. E questo è stato quello che viene chiamato l'inizio dell'astronomia multimessaggera, perché noi siamo abituati, diciamo storicamente, a guardare il cielo un po' con gli occhi, ora anche con il radiotelescopio. Voi sapete che a San Basilio, a 50 km a nord di Cagliari, c'è il Sardinia Radio Telescope, un radiotelescopio tra i più importanti in Europa. Anche quello non guarda la luce, ma guarda un altro aspetto della luce che si chiamano le onde radio e permette di guardare quindi l'universo con un occhio leggermente diverso. E l'astronomia multimessaggera è l'astronomia che possiamo fare mettendo insieme tutti i sensi, tutti gli strumenti, come i telescopi ottici, i radiotelescopi ed oggi anche i rivelatori di onde gravitazionali che vedono delle cose complementari a quelle che vedono gli altri strumenti. Questi sono un po' degli attori. Questo è Virgo, quindi nella pianura pisana. Vedete quei bracci che vi dicevo prima, non vi ho detto quanto erano lunghi. In Virgo sono lunghi 3 km e sono in superficie, quindi sono due bracci perpendicolari, uno che va la luce quindi parte da qui, arriva qui in fondo, torna indietro e qui fa la stessa cosa e si ricombina e viene vista qui dentro. Quindi questo è l'esperimento Virgo, questo è il Sardinia Radio Telescope di San Basilio, questo è un satellite che vede i raggi gamma, questo è Hubble, un telescopio ottico che sta in orbita. Questa è la stazione spaziale che mi piace mettere perché è un altro dei posti dove abbiamo come Istituto Nazionale di Fisica Nucleare degli esperimenti. Questo qui, AMS, è un esperimento che studia i raggi cosmici e diciamo l'abbiamo costruito anche noi dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. E questo è il James Webb Telescope, l'ultimo oggetto che è stato mandato in orbita, è un altro telescopio, il miglior telescopio ottico che esiste diciamo, al mondo e sta diciamo, in orbita e permette, forse avete visto delle bellissime immagini diciamo, sul web recente. Comunque tutti questi insieme lavorano per fare un'astronomia ricca e che ci fornisce sempre più informazioni sull'universo. Allora, quando vi ho detto che diciamo, poi di collisioni di buchi neri ne abbiamo viste tante, beh, ne abbiamo viste tante, questi sono una specie di catalogo di tutte le collisioni di buchi neri dove c'è i due buchi neri che si sono scontrati e il buco nero finale che è stato ottenuto sostanzialmente. E negli anni sono stati osservati tanti, normalmente ne vediamo oggi circa uno a settimana di queste collisioni di buchi neri, quindi una volta alla settimana si sente questo che viene registrato dagli strumenti e poi finisce diciamo, questa cosa in questo catalogo. E che cosa possiamo fare con questi strumenti? Bene, normalmente, allora questo qui è un grafico che ci mostra la storia dell'universo. Partiamo dal Big Bang e andiamo avanti fino ai giorni nostri. Allora, quando io guardo lontano, sto guardando un segnale che è stato prodotto tanto tempo fa, perché la luce o le onde gravitazionali ci mettono tanto tempo a viaggiare, quindi guardare lontano significa guardare nel passato. Quanto siamo bravi a guardare nel passato per capire che cosa è successo, diciamo, il momento in cui pensiamo ci sia stato un evento che ha generato l'universo, il famoso Big Bang. Quanto siamo bravi a guardare indietro? Bene, con Virgo e LIGO, oggi come oggi, siamo in grado di tornare indietro un po' di miliardi di anni, quindi di vedere così lontano oggetti, cose che sono accadute miliardi di anni prima. Ma con degli strumenti come James Webb riusciamo ad andare a 10 e più miliardi di anni da oggi, quindi si riesce a vedere veramente le prime galassie. Allora, naturalmente anche con le onde gravitazionali vorremmo avere degli strumenti molto più sensibili e noi vorremmo con ET, quindi inizio ora a parlare di ET, vorremmo andare ancora più indietro, quindi decine, centinaia di milioni di anni dopo il Big Bang per scoprire un momento dell'universo che non conosciamo bene, perché non abbiamo nessun altro strumento che ancora ci ha permesso di vedere così lontano.
Quindi questo è il motivo per cui vogliamo costruire qualcosa di più sensibile degli attuali esperimenti. E con un oggetto come Einstein Telescope si possono veramente fare tantissime cose. Non le leggo tutte, ma naturalmente mi piace sottolineare alcune cose come la materia oscura. Non so, voi, diciamo, noi conosciamo tutte le cose che brillano, le stelle, perché sono fatte della stessa materia di cui siamo fatti noi. Ma quando uno va a pesarle, a stimare quanto pesa tutta la massa luminosa, che di fatto è tutta quella che noi possiamo vedere, scopriamo che è solamente una piccola frazione della massa dell'universo, il 5%. Il 5% significa che è pochissima quella che noi vediamo, ma tutta l'altra che cos'è? Non lo sappiamo, infatti la chiamiamo materia oscura o energia oscura. Quindi oscura perché noi siamo ignoranti e vogliamo studiare. Bene, con Einstein Telescope noi speriamo di riuscire anche a capire che cos'è un po' questa materia oscura. E arriviamo, diciamo, a come è fatto e il perché, diciamo, di Einstein Telescope. Einstein Telescope sarà una grossa infrastruttura, naturalmente per essere più sensibile deve essere più grossa, e quindi qui in questa raffigurazione in cui si vede, diciamo, la costa della Sardegna, diciamo, all'alba, e questo oggetto sottoterra, diciamo, deve essere più, diciamo, noi dobbiamo avere uno strumento più sensibile. Questa, diciamo, è una curva un po' tecnica, ma, diciamo, immaginatevi una curva audiometrica. Quando uno va dall'otorino, diciamo, l'otorino gli fa vedere queste curve, dice tu ci senti bene qui, ci senti male qua. Questo è quanto sentiamo bene, quanto sente bene uno strumento come Virgo o Einstein Telescope in funzione della frequenza, cioè del tono. Quindi se Virgo ha questa sensibilità, Einstein Telescope vuole scendere e essere 10 volte più sensibile. Per far questo, per poter sfruttare questa sensibilità, per non far sì che sia affogato dal disturbo, dobbiamo costruirlo sottoterra, perché sulla superficie ci sono tantissime vibrazioni, tra cui quelle create appunto per esempio dall'attività dell'uomo, ma anche dal vento, dalle onde e così via. Quindi questo è il motivo per cui dovremo costruire Einstein Telescope almeno a 100 metri sottoterra, per fare sì che questo spessore filtri dei disturbi appunto che disturbano la misura di ET. Poi più lo facciamo grande questo interferometro, più l'interferometro è sensibile a piccole variazioni. Oggi non siamo ancora in grado di costruire un qualcosa come Einstein Telescope, e infatti stiamo studiando, anche grazie al PNRR, per esempio a Cagliari abbiamo costruito 4 laboratori dove sviluppare alcune delle tecnologie che serviranno per ET. Per esempio capire come realizzare degli specchi con una riflettività ancora migliore, perché ci sarà tantissima luce che viaggia in questi interferometri e se questa luce viene assorbita perché lo specchio non è perfetto, si riscalda lo specchio si deformano, questo è un disturbo. Quindi tante di queste cose. Quindi ci sono tantissime sfide tecnologiche che ci attendono nei prossimi anni, diciamo, non ve le leggo tutte, ma sono estremamente importanti e noi siamo parte di quelli che stanno affrontando queste sfide tecnologiche. E qui arriviamo ai siti candidati e sto per passare la parola a Andrea, perché come dicevamo prima ci sono 3 siti candidati in questo momento, c'è la Sardegna, c'è il sito olandese, belga, tedesco, e ora c'è un nuovo sito molto interessante che sta qua in Germania ai confini con la Polonia, molto interessante, poi diciamo, Andrea mi spiegherà perché. E quindi io, diciamo, forse sono stato un po' lungo, ma spero di avervi dato un overview di questo ET, e quindi ora lascio la parola a Andrea che ci dice come siamo arrivati qua in Sardegna. Grazie. Buonasera a tutti. Alessandro vi ha parlato dell'universo, del cielo, io vi riporto a terra, anche sottoterra a volte, quindi diciamo sarà un po' più pratico, vi voglio far capire come si è arrivati in Sardegna e cosa stiamo facendo. Innanzitutto studiare la gravità, quindi conoscere nuove cose, che è il motivo per cui noi facciamo questo mestiere,
non è una cosa fine a se stessa. Vi faccio notare per esempio che il GPS del vostro cellulare senza la relatività di Einstein non funzionerebbe, sarebbe molto meno preciso e sarebbe praticamente inutile, soprattutto per esempio per muoversi in città, avrebbe una precisione di chilometri invece di decine di metri. Quindi comunque la ricerca di base è utilissima anche poi nella vita di tutti i giorni. Alessandro vi ha fatto vedere che questi interferometri che vedono le onde gravitazionali sono delle apparecchiature delicatissime che vanno isolate dall'ambiente. Quindi chiaramente partire da un ambiente che è già di per sé silenzioso ci semplifica tanto la vita. Partiamo da Sosenatos, che conoscete tutti bene, è una miniera dismessa, che è sostanzialmente il seme di ET, non sarà l'unico posto in cui si farà ET, come diceva giustamente il sindaco di Vitti, ma siamo partiti da qui. Perché? Perché quest'area è un posto ideale non solo per ET, ma per fare tante cose, in generale per fare esperimenti sotterranei, per fare esperimenti delicati, in cui devono essere sospese robe molto sensibili, per fare robe criogeniche, quindi robe che vanno tenute a temperature molto basse. Tutte queste cose hanno bisogno di rumore sismico antropico a livelli bassissimi. E la miniera è stato il primo posto in cui noi abbiamo potuto effettivamente vedere questa cosa, proprio perché ET dovrà essere costruito in sotterranea e la miniera era il posto ideale per fare comodamente delle misure senza dover scavare nuovi tunnel. Allora, questa miniera la conoscete, non so se probabilmente molti di voi non ci sono entrati, ma è un'ex miniera di piombo e zinco, ed è tenuta come un gioiellino, non è grandissima, però è piccolina ed è tenuta veramente bene, è un ambiente pulitissimo per quanto possa essere una miniera, che davvero è stata fondamentale per tutte le cose che poi vi farò vedere. Abbiamo iniziato installando della strumentazione in miniera a profondità, diciamo, rispetto alla superficie di circa 100-120 metri. Abbiamo delle stazioni, quindi voi avete i tunnel nella miniera e in alcune piccole caverne noi abbiamo installato la nostra strumentazione. Il fulcro della strumentazione è tipicamente un sismometro, che hanno l'aspetto di una pentola, sono delle pentole che uno appoggia giù, e poi abbiamo anche delle altre apparecchiature, per esempio misuriamo i cambiamenti di campo magnetico, i cambiamenti di pressione, temperatura, eccetera, eccetera. E oltre alle misure in miniera facciamo anche misure in superficie, quindi qualcuno di voi magari ci ha permesso di installare nel proprio terreno le nostre apparecchiature da campo, che sono sempre sismometri, li vedete qua tutti in fila, li stavamo preparando, e installiamo delle stazioni, facciamo un buchetto per terra e con un pannello solare queste restano per esempio 2 settimane, giusto il tempo di avere un'acquisizione sufficiente a fare le nostre analisi e poi le rismontiamo. Abbiamo sono appena concluse delle operazioni di carotaggio, perché chiaramente è importante conoscere bene il territorio a livello anche, diciamo, sotterraneo. Questi sono carotaggi di circa centinaia di metri, diciamo, dai 200 ai 400 metri, e estraiamo delle carote per vedere appunto come la struttura sotterranea, che diciamo i geologi dell'Università di Cagliari e Sassari già conoscono, ma chiaramente per un progetto di questa entità bisogna fare le cose più raffinate e poi andare a vedere esattamente cosa c'è. Quindi lavoriamo su più fronti, quello geologico ovviamente, quindi abbiamo delle persone nel gruppo ET Sardegna, che dell'Università di Cagliari e Sassari in particolare, che studiano questi aspetti, perché il tipo di roccia è fondamentale, e in questa zona abbiamo sostanzialmente granito, quindi è una roccia ottima, molto stabile, e questo è uno dei motivi per cui la Sardegna è un posto ideale per ET. Facciamo delle misurazioni un po' in giro per capire da dove può venire
eventuali rumori che possono disturbare il T. Qua avevamo studiato per esempio il rumore proveniente dall'esplosione in una cava, questo per capire che non sarà un problema per il T, però abbiamo bisogno di sapere che tipo poi di perturbazione un evento così può introdurre. Un'altra cosa di cui sicuramente avrete sentito parlare sono le paleoliche. Abbiamo fatto uno studio sfruttando il parco eolico di Buttusò, che è uno dei più grandi che c'è. Abbiamo installato dei sismometri a diverse distanze dall'area individuata per il T e abbiamo visto che effettivamente c'è un piccolo impatto, perché le pale sono ancorate a terra e il loro movimento trasmette un po' di rumore. Però diciamo che se si va abbastanza lontano, diciamo dai 15 km lontano dai T, poi queste vibrazioni iniziano a non essere più un problema. Recentemente abbiamo concluso una campagna di carotaggi, perché noi abbiamo bisogno di ovviamente conoscere il territorio, che ci è utile sia per capire qual è la posizione migliore per farlo, quella migliore dal punto di vista scientifico, ma anche quella dal punto di vista economico, perché chiaramente in alcuni punti è più facile scavare o più difficile scavare, e abbiamo completato, diciamo, queste trivellazioni nei punti che vedete qua. Questi sono i carotaggi di cui vi parlavo prima, quindi sono, diciamo, piccoli carotaggi con un diametro di una decina di centimetri, e questo è quello che tirate fuori, che è praticamente quasi esclusivamente granito. E abbiamo fatto questo studio sia nel caso Einstein Telescope abbia una forma di triangolo, sia nel caso che abbia una forma di L. Poi nel caso magari ci fate delle domande sul perché studiamo due configurazioni diverse. E questo non vi dirà tanto guardandolo, ma questo è un articolo scientifico che abbiamo fatto noi in collaborazione con altri colleghi in giro per l'Italia, e questo è sostanzialmente un attacco frontale agli olandesi. Qua gli stiamo dicendo che noi siamo meglio. Quello che vi faccio vedere qui è una banda arancione, che vedete qua, e una banda blu. Questo è il rumore che voi misurate. La banda arancione è il sismometro messo in Olanda, la banda blu è il sismometro messo a P2, che adesso non mi ricordo, forse è uno dei vertici vicino a Bitti, non mi ricordo esattamente. Però qua vedete che sostanzialmente misuriamo in Sardegna un rumore che è 10 volte più basso rispetto a quello olandese. Quindi senza far nulla noi guadagniamo un fattore 10, che è tantissimo. E in realtà, se c'è qualcuno appassionato di sismometria, in realtà noi probabilmente facciamo meglio, però il sito è talmente silenzioso che il sismometro che abbiamo non basta, ne servirebbe uno molto più sensibile per vedere effettivamente la misura. Questa è la sensibilità del sismometro, e noi ci andiamo a sbattere perché il sito è veramente silenzioso. E questo è un paper che è stato pubblicato, che abbiamo presentato in giro, e a cui i nostri competitors dovranno rispondere in qualche modo. Ora, cosa c'è a Sosenattos? Da tanti anni c'è il laboratorio Sargrav. In questo momento siamo nel capannone, l'ex di Misa, per chi conosce il luogo, in cui si lavorava il granito, e già oggi l'INFN ha messo un esperimento che non è qui, ma si chiama Archimedes, ed è un esperimento di cui non vi posso dare i dettagli, ma è quel tipo di esperimento che ha bisogno di tanto silenzio. È una bilancia precisissima sostanzialmente, ed è importante averlo qui, perché dimostrare che questo esperimento funziona ci dice anche quindi funzionerà anche il T. E quindi i nostri colleghi di varie università, che poi vi farò vedere, questa è una foto, questa è la bilancia. L'aspetto di Archimedes è una bilancia, diciamo, grande qualche metro, e tutto viene messo nelle campane, sottovuoto, raffreddato per isolarlo dall'ambiente. E l'idea è che tra qualche anno questo esperimento, che adesso stiamo montando a Sosenato, verrà poi installato in profondità per prendere le misure finali.
Questo è l'aspetto di quello che andrà dentro la campana. Questa è una bilancia che però viene letta come con un interferometro come quello che vi ha mostrato Alessandro, proprio per essere molto sensibile. E questi sono gli istituti che sono interessati. Ci siamo noi, ma ovviamente in realtà questo è un esperimento che è partito da un'idea dei colleghi dell'Università di Napoli. E di queste cose già si parla a livello scientifico. Ovviamente si parla tantissimo dell'Einstein Telescope, Le Scienze è uno dei giornali principali di divulgazione scientifica, ma si parla anche già di Archimedes, che ha già fatto delle misure, perché avevano, oltre alla diciamo, quello che vi ho fatto vedere, abbiamo un piccolo prototipo che ha già funzionato, abbiamo fatto delle misure preliminari che sono interessanti per tutti, quindi a Sosenato si fa già della scienza di punta. Ma non ci basta, e diciamo l'anno prossimo, all'inizio dell'anno prossimo, prevediamo di iniziare a costruire un nuovo laboratorio, un vero laboratorio. Adesso siamo in un capannone che ha dei limiti ovviamente. Questo laboratorio si chiamerà Sun Lab e sorgerà al posto del capannone che utilizziamo adesso, ed è ovviamente ancora un passo verso il T, ma è una cosa che esisterà ed esiste già a prescindere dai T, è già finanziata, 20 milioni metà dalla Regione Sardegna, metà dagli NFN e altri enti di ricerca, e questo è un unicum in Italia. Sarà il primo laboratorio in cui tutti gli enti di ricerca principali saranno presenti nello stesso posto, con ovviamente l'Università di Cagliari e Sassari, quindi avremo gli NFN, ovviamente capofila, avremo l'INGV, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, di cui dirò un po' più in avanti, e l'INAF, che è l'Istituto Nazionale di Astrofisica, quello che gestisce il radiotelescopio di San Basilio, per intenderci. E oltre ad avere dei laboratori ci sarà un centro accoglienza, quindi sarà un posto aperto alla popolazione che si potrà visitare, mentre adesso chiaramente ancora non si può fare questo tipo di attività. Torno all'INGV perché l'INGV, che si occupa di terremoti e vulcani, non c'era in Sardegna, perché chiaramente non abbiamo né terremoti né vulcani, loro non avevano alcun interesse a venire. Per Einstein Telescope però abbiamo avuto bisogno delle loro competenze, perché sono loro gli esperti di sismometria, quindi loro ci hanno insegnato a fare questo tipo di misure e hanno visto che in realtà stare qua per loro sarebbe molto utile, perché il posto è talmente silenzioso che è un posto ideale per ascoltare tutto il resto del mondo. Quello che vi faccio vedere qui è una cartina del mondo in cui Sosenato sia al centro del mondo. E questi pallini rossi che vedete sono tutti i sismi visti in un certo intervallo di tempo. E ovviamente possono studiare il mondo, quindi possono studiare benissimo l'attività sismica che abbiamo sullo stivale, che sappiamo tutti che è abbastanza intensa. Quindi da un posto silenzioso si può ascoltare meglio il resto del mondo. Quindi anche loro hanno dei piani che vanno oltre Einstein Telescope. Questa è un'attività parallela che può andare avanti in modo indipendente. E finalmente l'INGV sarà presente in Sardegna. Fa anche altre attività, abbiamo delle stazioni di monitoraggio dei sismi in giro per la Sardegna, perché ovviamente non c'è solo bisogno di caratterizzare quest'area, ma la Sardegna in toto, e collaboriamo giornalmente con loro per darci una mano. Loro ci danno una mano con i T e noi gli diamo una mano a sistemare le loro apparecchiature. Ora vi do qualche numeretto che però non descriverò qui, sicuramente avrete delle domande. Quanto costa l'opera? Il T costerà circa 2 miliardi, 1 miliardo è lo scavo del tunnel, 1 miliardo è l'istrumentazione del tunnel. Tipicamente in questo tipo di impresa metà, quindi 1 miliardo sostanzialmente, viene sempre pagato dalla nazione ospitante, che è quella che chiaramente ha più benefici a ospitare l'infrastruttura. Qualche numeretto: 36.000 unità di forza lavoro per 9 anni. Sono unità di forza lavoro e non posti di lavoro. Ci sarà chiaramente un indotto, ci sarà un volume d'affari e oltre all'impatto economico chiaramente ci sarà un impatto sulla società a livello scientifico, perché quello che
sento spesso quando andiamo in giro è che si tende a vedere Einstein Telescope come una cosa che arriva e noi dobbiamo ospitare della gente. In realtà questo è vero, è giusto, ma mi piacerebbe anche che i giovani sardi studiassero fisica, ingegneria per gestirlo Einstein Telescope, non solo per riceverlo. E quindi si spera che, e un po' la vediamo già questa cosa, abbiamo per esempio un po' di studenti che si iscrivono in fisica proprio perché hanno sentito parlare di Einstein Telescope, ma essendo un'impresa complicata non c'è solo bisogno di fisici, ma anche di ingegneri, di umanisti, di sociologi, economisti e tutto quello che volete. E volevo concludere facendovi notare che finalmente sul sito di Einstein Telescope Italy è apparsa la traduzione in sardo, quindi tutte le pagine saranno finalmente tradotte in sardo, oltre a ovviamente italiano e inglese e le altre lingue dei nostri partner, e poi vedremo se probabilmente continueremo ovviamente su questa strada, quindi anche per far arrivare a più persone il messaggio. Concludo dicendo che da un punto di vista scientifico lo studio delle onde gravitazionali è un settore che è appena cominciato, quindi c'è da fare per decenni, 50, 100 anni, e proprio diciamo la scoperta è stato aperto una porta, ma di fatto si andrà avanti per tanto tempo. Il progetto IT è importante non solo in Sardegna, non solo in Italia, ma in Europa e nel mondo, ed è anche il motivo per cui non siamo gli unici a volerlo. Quando entrerà in funzione sarà parte di una rete internazionale, quindi che già esiste, però gli americani non staranno a guardare. Einstein Telescope è una collaborazione di 1200 persone che è prettamente europea, più diciamo qualche gruppo in giro per il mondo, ma gli americani avranno il loro progetto, quindi si continuerà a lavorare in collaborazione con loro, e siamo sicurissimi che in realtà da un punto di vista scientifico la Sardegna è sicuramente il punto più idoneo in Europa per costruire IT, e non sarebbe veramente un peccato lasciarsi sfuggire questa opportunità. Come lo è per me, insomma, io e Alessandro lavoravamo al CERN, però adesso abbiamo la possibilità di avere un laboratorio di livello mondiale nel cortile di casa, quindi non pensavo di poter mai vedere una cosa del genere. E niente, grazie, questi sono tutti.